5 per 8 40, 5 per 7 Aido. Non si può capire più, signore me. Cioè, vuoi dire che guadagniamo €1? Guadagniamo €1 più piccolo per stare a ieri. Ma con sa chi c'è veramente invece di avanti siamo nati. Già, sei mesuole te vieni, sei mesuole. Ogni giorno stai fa stessa camurria, mattina e sera e mattina. E no, perché ieri ti lamentaci, passano ieri ti lamentaci, sei nata ti sta lamentando pure. E a chi? Sai come si dice, vuoi stare buono? E lamentate. Fino a prova contrario, stiamo parlando con te. E poi nessuno, dico nessuno, ti ha dato il permesso di intrometterti nella mia contabilità quotidiana. Fino a prova contraria a mangiare terugno, quindi continua a fare chi tu stava facendo, non si mascare perché si vede il tuo filo. Spartimi l'una a mangiare e ti dire grazie perché mi l'una a mangiare, bravo, complimenti, ma perché io carino non faccio niente, non ci sogno, è vero, quella lava, quella stira, quella fa spesa e cucina, io, sempre io, è vero, sempre io. E poi chi c'è sullo mangiare, sullo richiamo a parlare. Cavallo di studa sempre con l'app non con tu, ma tagliate. Ma io non chiedo un parrucchiere su, tagliatemi come sogno con me. E non parliamo un po' di dire qualche buona, tagliamo, che stasera non cucinare, ti porta a mangiare una pizza, un panino, niente, queste cose non si conoscono. Tu hai detto alla signora che mi letti queste mano d'oro, perché adesso che ha mangiato ti hai dato e caghi che c'è. A piatto figlio non mi hai fatto mancare niente, capiste? Oh! Tale un numerale a mia figlia la stava io. Capo tu te l'avessi scudato, e pure tua figlia, va, poi. La mia piccioletta che viene la testa sulle spalle. Non ti scudare, capi travagliare, fai il misero estate nel tuo cucino, a fare la cameriera al ristorante e si paga pure l'università, si paga. Tu che sei un testo dolente, tua figlia aveva 27 anni. E ci hanno fuori gusto, ancora saltate 6 materie all'università. Se mi ci avesse messo io, c'era fosse laureata in storia. Ma poi tu stai ignorante tu delle chiare, fosse laureata. Ma fammi un piacere, che se non fosse che fa un parrucchiere, ce la fossimo in mezzo a una strada a domandare l'elemosina. Sono ignorante? Ignorante come la Calia, signora. Siccome fino a ora a luce, che manca di laterale, Giuseppe, manca di laterale. Giuseppe ti stava dicendo? La paglia pure per occhio, Peppe, non ci prendono il discorso fatto da vabbè. Se vuole studiare a sera e lei c'ha la tua figlia a studiare luce e se vuole continuare a studiare salvo i cannini. Ci siamo? Ma che sei bravo! Ma quando sei tu quando fai queste riscosse? Sei zeccoso, dicchio e perecchioso! E anche ricordati, a nostra vita siamo tutte le passaggi. O primo tu! Tu siete passaggi e campate fino a 150 anni per lo minimo! Ma guarda creare, qua 150 anni a questa per esperienza, ma fammi un piacere, che cosa? Pronto? Pronto? Ti ho visto? Poi no allora! Quando dice tu la finisci, io capivo che non avete legato con noi, c'è niente di male, ma essere schiatto! Fosse l'ora forse, ma tagliate di pezzo di pugnato chiaro! Ma come la so, Benedetta? La colpa è buona, ma devi fare risultati, a me me la sta con sto perché ho fatto la mia premessa epilatoria, è finita, io ora come devo fare? Maria, ma per caso ti hai visto come hai sbagliato? Perché tu stai pigliando con me, che ne saccio io? L'altro giorno i trucchi, ora la crema, tutti i miei cosmetici finiscono senza che io li usi, ciao ma te ne arrandi conto, ma tu lo capisci che non c'è niente, che ci casi un discorso?
Vuoi dire io le compri più culotti di quando avevo ci sta prima comunione? Facciamo poi di più a me, per essere italiani, per ricacciarsi una polesca. Allora chi ha? Allora chi ha? Allora chi ha? Che ne saccio io qua, Ora tu me li compri di nuovo, lo sai, va? Oh, curro! Ma che senza arroganza con tuo padre. Anzi, sai che ti dico? La prossima volta che potete di capire, ti faccio fare. Stai calmino quando parli con me, Sto papà, calmino, stai ma che calmino. dai, Tu sono proprio non calmino. capisci proprio niente, cioè tu non capisci proprio niente. Guarda. Tu sei nata e senza ancora così a parlare a tua figlia. Oh, tua figlia, comprami questa, accattami quei soldi, che pare che la ruba poi. I piccoli sussurrate e sacrificate, oh, vuoi capire o no? E cancia la sanità ogni tanto, fammi sta cortesia, ma finiscila. Ragazzi, stiamo su, da uomo a... Sappi che Non fai la correzione di uomo, eh? sappi che sei tu che mamma è figlia. Non sapeva con cui parlavo. E allora? Se io perché che poi non la posso usare? Ma che dite mio figlio, vedi che mi ci vai pure sciarrare. E a chi non la sa provare sta crema figlia, è insuperabile, fenomenale. Ma manca sulla crema stugno completo. Ma che vuoi dire? Stava facendo una doccia. E quindi sta crema pipila. Devo, l'antica venuta non più, sciacquò e se levò subito. E mi se ne raggio più, sciacquavo subito. Oh, ma questo non tutto questo. Se mi sciacchi un pelo. Un Ma quando finisce il cancellanticchia. no, chi sta fogno? Ma stanno suonando, guardate che ne facciamo signora a cui c'è che essere l'ultimo cliente. Ma dopo che metto il camice. Amore, vada. Vada, Peperino. Un minuto che metto il camice. Vedi che se ne va. Vada. Un minuto, che vuol dire? E che lei la Maria, date un minuto, poi è la matanata. Buongiorno, la parrucchieria Iachino Co? E se Villa si accomodasse. Piacere Andrea. Iachino. Siccome hanno parlato bene di questa parrucchieria ed è la prima volta che vengo qua, posso aver fatto un taglio particolare. Ma scelto, ci faccio io particolarissimo. Aspetta che tu faccio la tua pizza. Manco lo di a dire. Prego Andrea. Grazie, che gentilezza. Che c'è? Lo sai quanto ci ha fatto fare? Un saggio che vuole sempre piccio da piedi, un saggio. Prego Andrea, sempre peggio di lei. Ma come c'è il cucciolo con Ma forse è non lo sa. Ciao mamma, dall'università, non so quando torno. E quando mai? Se dovessi tornare prima di pranzo ti chiamo una babana. Sai cerca figlia mia, cerca di venire a mangiare lì, da figlia mia, sempre il scuolettiere, sempre a Ibro, mi sta studiando, va bene? Basta. E mangia a casa, Va fammi sto bene, piacere, va bene, basta. Ciao mamma, ciao Va papà. bene, non ti mulizzo quando fai. Ciao ma, ciao pa. A chi stiamo tagli le immagini? Hai sempre battute brutte, solo con farire di più a nucleo, no? A ti da tua. Ma che già il signor Sanca. Che gentilezza, grazie Fifo. Non sono mai stato trattato così bene in vita mia. Ci rivedremo presto. Arrivederci. Ciao Andrea! Ciao! Il signor Sanca! Il signor Sanca! Amore, quando vai a separe? Amore, la mia piccola. Il signor Sanca! Signor Sanca! Quanto ti vai a separe? Niente! Buono niente, ma ti ci monito te! Anzi, 150 euro io per farlo tornare, facciamo un dichiaro! Ma che fate a E chi sta qua non sta croce, chi sta
stanno a fare tuinare, il è buono è a tuinare. Allora cos'è che c'è pure i piccoli per farlo tuinare? Ah poi, meno di 50. Maria, che questi figli hai? Ma non è un cavolo di cuore che tu tante figli. Ma tu che dici? Che casa va meno 50? E almeno 50 c'è figlio. Hai abbattuta pure tu, quanta ora? Sai, sole che mi insegnaste tu. Allora. Buongiorno, Gregino. Prego, signora, la solita aggiustatina ai capelli. Sì, la solita aggiustatina, tu sei già disponibile? Sì, disponibilissimo. Sai cos'è che stamattina mi sono alzata, mi sono guardata allo specchio e mi sono trovata orrenda. Ma quando mai, signora? Lei è sempre una donna bellissima. Va bene, allora possiamo andare. Signora, mi scusi, quale ci metto faralello? Quello verde o quello rosa? Signora! Mettimi quello che vuoi, a chi no? E dici che non pistacchio. Disgraziato. Da poi ripetere la cliente tu, Io che fa ripetere la cliente, ti ho fatto un disgraziato e disonesto. Ma vedi come fa un smuzzio cucchista? Ma che fa forza? Questa scimmia d'uomo. Ma vedete che forse? Vedi come fa tutto smuzioso. Cucchista che si sente tutta signora, vuol dire un tono alto signora. Che se fosse che si avesse smarritato col suo mammito generale, proprio tu avresti ancora la cammarella o supermercato. Ma signora! Riesce che ci va a capire la ragioniera, ragazzi, la mi chiamò. Mi raccomando, quando non fai stantulo, senti! Ma con cucchietto? Anche tu doppio ci fatto male. Ma che sono un bacio peruccina su? Ma mi sei? A te che ci capire la ragioniera. E la vita da vedere ti cade in te, ieri ci vai a tagliare! Ma ti vedi sul mio sbadata? Aspetta, non ti è Bobby, sta a casa, guarda. Ma ci rivede azzannato chiaro! Non è cose! Ma che posso fare? L'hanno scritto tutto qua. Ma poi ci suonano in pieno queste cose! Se tu facessi che ti hai fatto tu, che non passi che sai, ci vieni di... Io fatti mia ne faccio! No, ti fai sempre che te mie te fai. Purtroppo perché stai qua con mia! Perché tu te ne vai! A Ma se mi metti che tu mi chiamo marito come no, vai, ciao! Allora, speriamo qua! Buongiorno! È successo? È possibile avere una piega subito perché ho premura? Sentiste che mio marito per ora ne aveva una subita! Se me li fa subito va bene, se no vado via. Sentiste qua signora, io sono da sogno bella e mi busa di fatte mie. Se vuole aspettare aspetta, se ne vuole dire se ne va, facessi chi più che vuole, va bene? Me la sta in pace. Me ne vado? No, resto, mi seguo, ho proprio bisogno di farmi questa piega. Sentiste casa aspettasse, se sta assai gritta, facesse che gioco buone, venisse a giornale, si accultura stantica e me la sta sempre a pace, va bene? Oh, ma è proprio bello quell'anello, vero? Cosa ti disse? È proprio bello quell'anello, vero? Ma di quell'anello sta parlando? Ma come quell'anello? Quello che suo marito ha comprato nella mia gioielleria per lei. Bellina! Ma una settimana fa! Cose di lusso! Se tutti i mariti fossero
Noi commercianti la crisi non la conosceremmo affatto. Sto sentendo male. Maria, come mettono il qualcuno? Che vicina! Ma si sente male? No, male, peggio di male! La posso aiutare? Che cosa c'ha? Certo che mi puoi aiutare! Ma mi dicessi una cosa? Cosa che pazzo? Ma quanto mi sta costando sta merda? Ma un 3.000 euro! 3.000 euro! Fossero tutti come suo marito. Ma certo, se fossero tutti come mio marito, lei fosse figlia. Soddisfatta in pieno, io chi non avevo letto, grazie. Ma io di così non si poteva. Che meraviglia, davvero. Non trovo, signora Fina, come mi trovo affascinante, sa cos'è? Che una donna del mio livello non può certo andare disordinata, ha sempre bisogno di un look appropriato al proprio ceto, non pensa? No, io non penso, no, perché se mi metto a pensare, non sarsi che razza del pensiero mi vengono 12 di viaggio. Va bene, dai, ho visto che è tardi, devo andare, ho troppi impegni. Non posso perdere il mio tempo a interloquire con lei, signora, guardi, ignorante, si dice interloquisciare. Ignorante. Ah, signora. Accompagna. Mi raccomando, arrivedergliela. Arrivedergliela. Allora, Iachino, è possibile fare questa piega? Se no, me ne vado. Ah, quale andare, dove deve andare? Questa parola non si usa nel mio coiffeur. Lega, adesso metto che da rosa. Amone, ecco. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare che avevamo punta a Pusselluogni le fare. Dai, tutti i calcolati tu non ci abbassano per fare nessuno. Disgraziato che a mia matura sempre questa crisi, ma sta facendo uscire tutti i pittosi. E poi va a cattare 3.000 euro la nera. Ma a cosa può accattare? Ecco. Non fa altro che dirmi, io i piccoli in questa crisi me ne sai male tu! Disanorato! Ti faccio salvare proprio io, ti faccio salvare! E scantare! Ecco, a casa Osinna tu sei nato! Signora Fi, come va? Ma come va a dire? Potessi dire niente! E lei piuttosto! Ma come va a dire? Male va. Male. Non sappi quello che mi è successo. Hai ragione, anzi ne approfitto per farci condoglianze. Mischino, il povero marituzzo suo, che fine che fece, disgraziato come fu, mischino. Ma se disgrazi sulla mia poi non succede. Sulla mia. Ma come si può fare? No. Disgrazie. Prendere rumanite, lui, non ci riesci in canto. Non che troppo disgraziata. Ma può essere che sogno io chi sta contando. No, sicuro che sogno io. La verità è che io con l'uomo è stato sempre sfortunata. Sempre sfortunata è stato. Non facessero così, lei non ci fesse niente, non ha più queste risposte. Mi dico come sta facendo, non si facesse coraggio. Non si preoccupasse, lui, queste le cose per avere sorprese. Lei, a essere forte, la va a fare per sua figlia, mischina, per la povera picciottina. A parlare è facile, facile a parlare, ma una a me così ci avessero infilata per capire un silenzio non è scosso. Ma io poi posso capire Paolo, un mio primo marito, mischino morì cadendo di scale, e questo magari lo posso capire, ma Vincenzi no, Vincenzi non poteva fare sta fine, non poteva fare questa maniera. Ed a bello curietto, ti camminava a naso macchina, non stava facendo niente di particolare. E ci camminava per scansare la tazza
paura. Vuoi dire gli a sbattere contro un palo, gli a sbattere? C'era un cristiano davanti e chiamò l'ambulanza. Arrivò l'ambulanza, perché si aveva romputo solo l'amba, Vincenzino, si aveva romputo solo l'amba. Vuoi dire che ci corrieva l'ambulanza per portarlo all'ospedale? Un gli a sbattere contro la nostra macchina, dai! Gli a sbattere contro la nostra macchina. Se non più vuol dire un spuntino nella via dell'ambulanza. E un ettino non me l'ha guidato Vincenzino. Scendi con fuori, che sciupo! Ma su un camion! E subito! Basta, Cirissi, basta! Aveva barzelletta, madre! Ma è la verità che ci costava! Sì, che queste cose succedono all'ordine del giorno. Ma sempre a mia poi? Ma queste cose sempre a mia? Ma quasi niente mi succede! Ma che ci piacevano noi con lei? Ma cosa ne passa? Guarda lei a chi? La verità è che io non ne penso lui, marito. E che vuoi? È un capisco perché io sono ancora vivo. Ma sciopero il mare e vuol dire, dai! Ma che ci stai che non pupi che a mio marito? Molte vite se non ne vanno un signore. Sì, mio marito, travagliatore onesto, fece sta fine, e invece... Che vuole dire? Da mio marito, un travagliatore. Travagliatore sai, ma onesto no. E io ne faccio qualche cosa. Ma che sapere? Che cosa sapere di fatte nuove? Ma come tu chi sei mezza ai piedi sei nata, ma mancava solo io. Niente saccio, non saccio niente. Dico solo che hanno oggi, un'antica resa numeria che abbiamo. Paghiamo profumatamente tutte le tasse e siamo in regola con tutte le cose. Invece oggi no. E io saccio. Signora Spisa, non vuole arrivare. Ma che vuole dire con tutte queste discusse, Ma che ci facevano oggi con lei? Ma poi di qui io che fare una cosa numeria o nada? Ma perché se ne avessimo anche a caso, che dire? Ma cosa ne pazze, va? Ma come ha avuto Ma lei pensa per caso che questi discorsi li faccio solo io? Diresti che c'è un rione infettato, ce lo stai dicendo? È scura che arrivisci, che a casa scoppia una tragedia, ce lo dico io. Perché un rione sta infettando lei, perché la vuole fare succedere lei? Ma mi fa un favore, sentisse il naso solo vedi. Ma io non ne cade sta. Ma cosa, basta il naso? È un po' di male sta parruccheria, tu già si può niente. E a lei che ci interessa? Ci frutta sta parruccheria. A faccia sua. Ci frutta. Dalle campane Mario, ma che modo vuole sbagliare 7 piani a piedi per riuscire a fare? Ma gli lascia tutto sbasciato un ragioniere, ma che fa? Abbiamo! Tale c'è un mascolazzo da casa! Ah, faccio tu! La tua! Oh, ma non è per tutte sei nata! Sì, ha un bello pezzo che ci renderai, che andiamo con consumo, parliamo di chiaro! Sentiamo! I sanno per niente, che ti caccattavo quando c'era pure molto suo marito, non ci so più! Ora tu tutte voce, non li posso tagliare! Che cacchissimo con il motore! Sì, lui dilla il savuco ogni tanto, zitto! Giusto, te la tenere chiusa da bocca, bicchieri da bocca, ne escono troppo fessari, lo capisci? Metti male, sai, veniste ieri, forse è buono. ma non scusate, io pensai che lei a suace, carinza è un mio pensiero, mi prego che, arrivederci! Io ti dico una cosa, chi sta nella nostra casa un piede la mettere chiusa, che dazzi di malato non spiegata, io ti sto vicino, ti stai passando. Sai che faccio? La prossima volta che arrivo spuntare in un cane, ti chiusa pure morto, o metti uno pianerotto, questa appena che arriva scende e si va a stoccare visto l'altro. Che già scende da voi e ci abbai sotto. Sai che faccio? Io riesco a passare qui con la mano di bilanciarci.
Pensavo pure chiesto, va bene. Se ne vada. Mi raccomando, Fifo. Ma è tua se ci sono 400 euro così. Ma cattiva, levati via. Amica mia che mi ha visto pagati. A molto, signora, sono finito. Ciao Fifo, ciao Iachino. Ci vediamo, la chissà che saluto, non si saluta. È maschio. Ma che vedete quei film non devo tutti niente, potete. Facciamo le scuse, come finire un ragioniere, va? Amore. Questa volta ci vuoi, la prossima volta ci puoi tu, senza piano a piede per dici, oh, la spintura spasciato. Chi ce l'aveva per pizzola? Quando dovrai separare che tu hai so? Un minuto che per fare una sorpresa. La sorpresa, e fammi la sorpresa. Ecco, 100 euro, ci viene un passaggio in termine, hai già specifici, va. Bravo, a così si fa, abbiamo frate, aspetta che... Ammuccio il piccio da qua. Così vede mia moglie, sa ammocca. E qua Maria, uno te impegnato. Oh, carissimi, ma come state? Avvocato! Guarda piacere, avvocato, come sia? Avvocato! È sempre pieno, ma mai te la dici tu, chi non fa fare? Avvocato, io ti magiscio quando lei... Allora non mi Hai sempre la battuta pronta tu, ad fare un comico, no parrucchiere? Avvocato, sai che se chi c'è per ora, non babbiamo e mangiamo che nardi hai sarà la vita, ragione, Ma che tu sai quando ve la sua? Ma che si è cangiato? Guarda! Fico! Ma non scherziamo con le cose serie, sono troppo affezionato per certi qui, lo sai? E allora non ne sai. Ecco, come dicevi tu, sai chi c'è, ha investito pure il mio studio legale. Lo sapete, ci ho messo la misura. E quanto vuoi te c'è fuori? Uomo, euro, se ci mettono un soldo. Ma che c'è la metafora, chi? Ah, meno male, lei se non è metafora! Venite, la voglio dire che il salario un giro non ce n'è. E sono stato costretto ad andare a lavorare nello studio di mio cugino a Bologna. Sai, qui sono stato a Francanotto, proprio una cosa... Sono, perché deve capire che chi fa il mio lavoro, giusto? Noi lavoriamo solo con persone che sono nei guai. E a quanto pare in giro ce n'è picca. Ma mica così che ci mette. Vabbè. Ma faccio servizio all'avvocato, poi che lo tu archivio. Bravo, Chi c'è pazzo, avvocato? Guarda, mi volessi rilassare un attimo, perché sono stressato che già sono 3 settimane che non faccio lo shampoo. E che vuoi? Oh, io ci faccio il letto. No, io, faccio tutto. Ma già poi lo shampoo. 3 settimane, da raccontare. Con gli amici venendo da fuori. Allora ti aspetto là dentro. Yankee! Un riazzurro è sotto la pila, va bene? Va bene. Ma com'è che le sciaristi cristiani si fanno mai dolce e shampoo? Io mi sciacquo sempre a mia mattina. Quando si stiamo usando la aspetto che fa chiacchiere. Triangolo no, anche l'altro mio. E poi tu se lo ferro, ma chi è? San Quando era lì come Maggio mi metteva davanti alla televisione e mi diceva te amore mio, vieni a fare Pinocchio. E io diceva, ma Pinocchio è Pinocchio, ma che scialo non me ne vedo. E sono venuto di regna capo. E che tu è? Lasciamo le mani. Un minuto che mi lavo perché le vuoi. Ma che c'è? Questo è un modo di dire. Ma lei per caso l'appuntamento con Verrà? Io non hai appuntamento con nudo. E allora che vuoi? Forse è meglio che mi presentasse. Mi chiamo Cocò Sansone e abito da poco in questo quartiere. Che tu capisci che Sansone non lo proprio dire? Mi sa accomodato, che buono, non l'ho capito, sa accomodato. Ma questo quartiere, da oggi in poi, non si muove una musca su un usato Cocò Sansone. Perché sto cenando un sacco? Oh, scherzo! Lo c'è, ma da come fanno, capisci? Non sta babbeando. Io veramente non ho capito, sto come lei mia, c'è niente di... Picciole in cambio di protezione. E poteva parlare prima! E
capo le fai? Io Sansone mi chiamo, Sansone! Sansone! Ma non gli farà così come tu sbagliava a chiamare! E buona cosa, qui che gestisce la cassa a cadeggio. Pensava a parrucchiare a me? Fra, La chiamo. e gli ha chiamato, e ti sa come te ne chiedi però se io la chiamo? Perché? Forse io parlo una vostra lingua, io voglio subito appoggiare qua, capisci? Ma vedo un po' bene che è maletto! Ma questa tirata mi sta a squizzare! Posso? Mamma mia! Fermi tutti! Fermi tutti! Ma in alto! Genera! Piano! Se non si occupa di sbagliare a piedi, Ecco, ce n'è uno! Tu sei un turco, vero? Ma chi turco è turco? Io sono il mio palermitano doc! Ti saluto, e salutami a tuo piatto, capisci? Ti vedere? Vieni qua, dove vai che ti sei tu cappolpe? Ora stasera in genere che tu sai che la caccia di muschi! Dov'è mia moglie? Dove l'avete nascosta? Sua moglie è qua, c'è la cucina, tu i cucinetti! I turchi! Hai visto che lo sai pure tu? Dove sono i turchi? Dove sono? Oh, generale, quale piacere! Proprio lei cerca. A mia città. Sì. Mi si dia mia moglie, dove l'avete nascosta? Tua moglie è una mezz'orata a capo, che ci vicino capitolo sarà la sua casa, non hai essere tua moglie. Stella non la deve toccare nessuno, se no faccio una strage. Senta me generale, si cambia un pochino perché... Ma lei chi? Chi è un complice di questo malfattore lestofante figaro da strappazzo? Generale, ma non ci sarà pure. La pinnola sa picchio chiamate. Ti chiami a dire che accelerato, Le pillole, ma chi le ha detto che gli prendo le pillole, caro barbiere di Siviglia? No, Forse gliel'ha detto mia moglie? Come che c'entri? Io siccome la vedo un pochettino anzianotto, presumo che si prende le pillole. Io anzianotto, non la schiaffeggio perché mi sporcherei le mani. Io, ed è bene che lei lo sappia, sono ancora un flinguello! E la mosca dal naso non me la faccio passare. E che è dai multi sembra? Comunque, proibirò a mia moglie di mettere il piede qua dentro. Perché voi non ci meritate. Perché se è vero che 2 più 2 fa 4 e 4 più 4 fa 8. Ma che vuole dire? 8 più 8 fa 6. Bravo giovanotto, bravo! Questa è la teoria dell'addizione. Facciamo una cosa, l'accompagno e facciamo cena insieme, va bene? Ce ne andiamo insieme. Ma allora lei non è un turco? Ma qual è turco e turco andiamo? Ma ricordati, sarò la tua ombra, me ne vado. Arrivederci ragazzi, se avete problemi a vostra disposizione, Ah, speriamo mai, a poco. Come l'hai tirato un po' là? E perché? Oh, Certo che hai stato andato visto a diestra. A diestra. picchiate a penno laboratorio. Fai lo scatto, poi ma tutto sa sparare, capisci? Sa sparare tutto da tante che sono moglie, sa sparare tutto. E qualche volta chi sto fuori com'è? Fa un assaggio, io carenza, non ci voglio essere, parliamo di più. Poi picchia non ci vuoi essere, picchia di spazzo e balava, la moneta. E fare sempre io solo, ecco. Sì, ecco, 150 euro a settimana, mi così sente, anzi fratello, 150 euro a settimana. Se ne questo non ti conviene, te ne facciamo la canna da bar. Ma di chi razza vaglia? La favorita, non me ne cavaglia. E tu capisci, stai zitto che è meglio, veramente, la favorita è chi? E qua c'è perché ti 100 la vuota. Oh, non è cassuta. Oh, a che è una casugno su. C'è messaggio, ma come funziona fuori? Non ci posso fare. Dai, a piano, picciate. Finalmente soli, che sono felice! Sono felice però, posso sapere una cosa. Cosa devo sapere? La mattaleale di tutte e tutte, una mattaleale, sì, una mattaleale. Sì, capivo pure io il latino, capivo. Mi
succede che cammino per strada e gente mi pare male, ma male. Poi un trigo che c'è da salumiera, ma c'è da salumiera, che mi taglia e mi dice non è sempre carriera mogliere generali. Ma che significa, Iachino? Oh, significa che c'hai il sera laica di chi? C'hai il sera laica. Va bene. Cacciamo le scusi. Che c'è? Maria? Chi sei per te? Dimmi se ti piace. Iachino? Che cos'è? Maria mi dice maniami, Iachino! Sta io? Ti piace? Ti piace? Iachino, che bello, Iachino! Chi queste cose che mi piacciono? Che mi sento contenta, Iachino! Maria! Però, devi dire una cosa. Naturalmente tuo marito ha detto una cosa che mi piaceva. Che ti disse, Iachino? E se ricordi bene, io sono ancora un fringuello! Che ti disse, mio marito? Sono ancora un fringuello! Iachino, un po' sorridere, non hai la voce, Iachino! Però ma quale fringuello! Ma tu ma con coi volevano, Iachino! Oh, mi fate parlare male, tra lei! Iddo, non hai capito niente, mi sta facendo le scene pazze! E mi parla di turchi, e mi parla di crociere, e mi parla di pistole! No, Iachino, non ne posso più! Non ne posso più, mio marito, Iachino, non ne posso più! Ma perché non l'asse? Perché non l'asse? Perché sono scimonetta? Tu a dire che tu esci. Ma quando muore? Quando muore? Che ne so io quando muore? Ma se fosse pure romani, Iachino, questo romani, o questa donna più ricca del mondo! Potreste coronarmi il sogno d'amore? Ma qui con me? Ma come andiamo, c'è Iachino con te? Stella! Tu sei la mia stella! E sebbene da ricca con me, ti faccio vedere tutta la costellazione d'Orione! Calmati! Non ci viene con me? Ricomponiti. Non ci vuole dire. Ma come prima mi dicesti per tutto? Ricomponiti, ti ho detto. Sono decomposto. Ti sei ricomposto? E ti do mucchieri che mi facevo, Iachino! Ah, prima fa morire a tuo marito e poi le mie mucchiere si mangiano. Generale! Ma lei è proprio fissato! Sua mucchiera a me casa non c'è! Ma mucchiere! Ti sto dicendo che è qua! Oh! È marito! Ammocciala, via! Oh no, devi no, devi! Tutto da, vieni qua! Si muove fino a quando tu ne puoi, dai, sta attacca! Sta vedendo che non c'è nulla, sua mucchiera non c'è, Io dico che è qua invece! Ma io sento il suo profumo! Ma poi me l'ha detto anche la salumiera che è qua! Ah, e lo stiamo facendo a sciuccolare la lingua che è! Figuriamo, una salumiera lei, a credere! Signora, lei si fa troppo infinocchiare da suo marito! Generale, per cortesia non parliamo di fenucchi perché la mia casa già è piena! Basta! Se parla di fenucchi, poi capisci che è qua! Ti scusavo! Ah, ma come so fare? Oh, generale, ma sono una fissazione pure! Dov'è mia moglie? Miseria mia moglie, dove l'avete nascosta? Sapete che è malato, Io ci disse che sono mucchiere in cauce! Ma poi ti c'ha a venire a fare, sono mucchiere se a parrucchieria è chiusa! Quanto costa un setto Ora se ne hai dire però, perché noi andiamo a mangiare e me cognata
preparare per mangiare. Giorgio, vado in casa, amore, via! Via! Calmati, me ne vado! Ma prima ti devo fare un discorsetto. A me? Perché se è vero che 2 per 1 fa 2, e 2 per 2 fa 4, 4 per 2. bravo Giovanni! Hai capito finalmente? Questa è la teoria della moltiplicazione. Va bene, me ne vado, ci si vede. E quello me ne pigliato tutto un po'! Ma non ci metti dico, va a scancia. Allora, per favore, io stiamo rendendo così. Amore, andiamo a preparare a mangiare. Ancora devo mangiare, aspetta un minuto. Ma poi di cui che speciale la cerca sempre a caso? Boh, anche là, senza sentire. Iachino, ci piace attenta che tu ti fai, No, sai? tranqui. Iachino, Ma prepari mi mangiare. raccomando, Iachino. Ma prepari- Ah, posso usare sta busta per busta? Dai, iniziala a posare, amore. a posare! Ma mi pisa a me a E voi! poi siete là da riccia, ma come si può fare là? Io stai a cucinare, mi raccomando. Dai, andate a prendere questa scusa, via, e tutta. Zitto, che non lo fare consumare. Non ti fare consumare, già sto consumando! Non ci devo fare! Ma che ti matto, non la bocciare, ma! Zitto te. Ma che fa papà? Ma via. Sai, in questo palazzo stanno impazzendo tutti, ma Che ti succede, mai? una deficiente mentre salivo le scale mi è venuta a sbattere di sopra, c'è da morire. Ma perché tu a parlare male di chi se ne conosce questa saperia? Ma veramente, guarda, veramente mi è sembrato di conoscerla, solo che aveva un grosso foulard in testa come se si voleva coprire, c'è roba da Roba da mano, questa... Canciamo nascosto! Ma non è pronto, Ancora un'ora. Aspettiamo ospite e non potremo cominciare. Ma come aspettiamo ospite? Noi non potevo mangiare una già, ci offre pure all'ospite. Ah, scusami papà, ho avvisato poco fa la mamma al cellulare, ho invitato il mio nuovo fidanzato a pranzare qua. Ma vedo Pietro! Oh, ma a me casa di Venzon se dice di tozzite, oh! Una rumise, una cancia tozzite! Ma sapete come io, sapete? Sai qual è il tuo problema? Ma apparecchiate, perché qua meglio che apparecchiate, qua è stato combinato. Ma è parecchiare! Ma vuoi apparecchiare? Come vuoi aiutare? Io te accetto figli e apparecchiare. Ma chi ti sta che sta riposando? Ciao veramente. È parecchiare! 150 euro è parecchiare! Ah, non mi tu sapete che tu mangi! Non è cosa... Hai sul bossetto nuovo, è come tutte l'altre. Che senso, pa? È un mio collega d'università. No, ho capito un collega d'università, però chi sono difetto è nato. Perché lo sappiamo che i tossiti senza fiette non ti piacciono. Perché il primo era il suo. Il secondo era solito, il terzo. È chiacco. Ecco, dobbiamo avere. Sì, ma questo è diverso, va. Come mia! Ma che Ma c'entra? tu devi mescare! Diverso nel senso che è mezzo francese e mezzo italiano. E precisamente, suo padre è italiano di La Spezia, sua madre era francese di Marsiglia. Era francese, no? Ma perché era? Che fece morire? Sì, ma in un incidente aereo sono salvati tutti tranne Ma lei. io non culo! Cosa? Ma suo padre dice che l'aspetta. E chi ci viene a fare il Palermo, suo padre? Lavora qua in militare. Ah, non lo fa. Vabbè, siamo pronti, potevo mangiare, ancora non è venuto, a che viene di chi? A che ora ci resistevi? Mi ha detto che andava a casa a cambiarsi e sarebbe venuto, rilassatevi. L'importante però è che non vi fate conoscere a modo vostro. Che fai la noce? Io chi sta sogno? Chi? Allora ma saremo contento perché c'è su tossì! E guarda poi, Lloyd! È piuttosto male, cosa che ti ho detto l'hai comprata. Tranquilla, tutto a posto, tutto a posto. Cosa che ti risse, pure so di mezzo amico se fai te colare, che essere figlio chi? Sandra, che tu devi parlare sempre troppo. Lo so, io faccio assai. Siccome è a dieta, può mangiare solo determinate cose. Ah, mezzo e mezzo è fino!
Starà arrivando. Sarà lui, mi raccomando. Cioè, mi raccomando, avete capito? Ho capito, e chi è? Un principe di Monte Carlo. Buongiorno, Mora. Ciao. François, questo è il mio pa. Bonjour, papà. E questa è la mia ma. Bonjour, mamma. Almeno lei è viva. Ma come sei? Bien sûr. Io sono monsieur. Da fare un franchise masterclass. L'avevo capito. Buona così. Complimenti. Sei sola con lei? Accomoda, signora. Grazie. Accomodati. Volentieri. Grazie. Vostra figlia mi ha detto che siete imprenditori. Sei imprenditore numero uno. Mio fratello intende dire che noi lavoriamo il capello in tutte le salse. Stiamo a immaginare che fino alla ieri mi diciamo ci vongole. Sì, amore, perdonali. Mio padre e mio zio sono due dei parrucchieri più famosi in questa città. E dove la vostra... Dove è la vostra parrucchieria? La nostra, musso, già così la sempre musso. A casa? Allora... Allora... Siete abusivi? Abusive, io non vogliamo così, ma questa che si dice, non sei tutto pulsato, come si campa? Non capisco se ha capito la parola campa. Ho capito. Amore, ti piace come cucina mia madre? Altro che è veramente brava. Un cucchiere. Veramente brava. Beata te che ce l'hai viva. Marruche. Ho raccontato loro della tua tragedia, amore. Scusa, François! Che non voglio di che prima! Tanto la mia figlia, no? Non posso fare figlia, ma la puta! Ma disse che tu sei a te! Che mi sta tutta la cosa lui! Tesoro. Te ne sei stata mai dimenticato che io sono a tiro solo la sera. Questo proprio come da macchina. No, è Astario! Di che castime? Astario! Cioè, sei proprio indietro, mamma! È malato! Non vivere vero! Sei
signore il caffè. Un caffè o qualche filo. Ma non mangiato niente, giusto ci sto caffè. Va bene, non mi preoccupate, poi mi porto già in segno caffè. Andiamo, dai. Non vogliamo essere disturbati per nessun motivo, mi raccomando. No, ma me ne Il palare. Aspetta, ma come bene la mangiare sotto mangiare per una domanda. Grazie signora, lei veramente somiglia tanto a mia madre. Tu vuoi buttare già lì, Ma ragazza, devi rilassare. Ma che devi rilassare? Questo mi chiesto male! Ma com'è? Signore, mi scusi, il caffè amaro perché sono a dieta. Ma metti che tu suo come mangiare. Siamo re, vado a vedere. Tu sconza tavola! Che io c'è dire una paroletta a tua frase! C'è parlato a quattro occhi, c'è parlato! Ma scusi, Anna, non mi preoccupare. Ma alla fine non bisogna! Chi no? Chi c'è? Chi c'è? Ora dove pure io, scusa, te vieni qua! Ma non dobbiamo posare 5 minuti che hanno tanti chiamano i clienti per Non ti ciavacchiare. preoccupare, ora ti passare a riposare io, vieni qua! Chi c'è? Chi c'è? Se noi conferisce la signora Dorotea, vero? C'è tuo Covid, ci mi capite. Capite, certo. E lo sai che mi disse? Che dire? Che tu accattassi una sua gioielleria, una nebbia di 3.000 euro. Vero è? Che? La signora Dorotea mi disse che accattassi una nebbia, una sua gioielleria di 3.000 euro. Vero è? Sta signora è buona e cara, ma parla assai! E mi trovo una sorpresa. Vero? Ma non so che Caldane te lo regalo puto compleanno, capite? come compleanno? Ma se ancora ci vuole 6 mesi come compleanno? Ma Quanto ci vuole? 6 mesi? Però la signora, un turista che ancora arriva di Milano, la niente l'hanno costruito bello sistemato e giusto, e arriva fra 5 mesi senza il cagnone. Se lo facendo un palazzo, se lo facendo... va bene. E spettacolo. Sì, e ti aspetta. Voglio vedere questa sorpresa qual è. Però ti raccomando, Iachino, sentite che più che fare. Perché va se una sorpresa, te la faccio io a te. La più buona c'è vuota. Senti a capo, non ti preoccupare, stai tranquilla, non ti preoccupare, un padre più di straniero, fra 6 mesi ti faccio una sorpresa che te la puoi portare per finire a cacca, va bene? Aspettiamo questa sorpresa. Questa che la faccio io a te, se no. Va bene, posso aspettare ora? Da siete. Va bene. Finisci sparecchiato. Così si sconza la tavola tu, così ti insegnavi. Con me. Francesca la devo fare questa cosa. Siamo lì, siamo pronti, capite che avremo andare a vedere il cliente, non mi gira. A proposito, Che? per come vedete una cosa... Ah, chi è le francose? Vedi che sei andata a venne uno che acchiappava mosche. E tu ci dai? Ma quando mai ci si parla con te? Come lo facessi? Io sicuramente lo sai che vuole fare la disinfettazione, capisci? Ma noi ci vediamo in giornata. Ah, via, guarda, per noi come hai detto nero. Un caso, figlio. Hai detto che mi ci non andare ma a nodo! Scusa. Adesso non può stare non sbaglio. Aspetta la vacca, ma è sola, ma come mai? Sto periodo per chiedere la disinfettazione se ci Ma viene. dove si viene? Ma è chi? Buongiorno, prego, buongiorno signore. Che cosa possiamo esserle utili? Lei è nuovo nella zona, perché non l'ho visto mai fino a ora. Sì, signora, ha ragione. Sa, passavo qua vicino e la sodommiera qui di fronte mi ha detto che voi siete due bravissimi parrucchieri e che se c'era la vostra professione qui in casa. Oh, e noi stiamo parlando male di chi? Ne manda pure che è andata! Scusate, posso farvi qualche domanda? Per l'amore, mangiare, non possiamo andare che poi la mangiare. Grazie, molto gentile, grazie.
Grazie. Prego. Grazie per tutto, grazie. Mi dico una cosa. Ma quanti anni ha che voi lavorate qui in casa? Ma che questo ha che 15 anni? 15 anni! Ma comincia! Ma domanda prima risposta sbagliata! Per 13 anni ci vuole 18 che travagliamo! Ah, 18! Miglia ancora! Ah, 18! Miglia ancora! E non stai giù sulla prestate che non Ma ti dico una cosa, ovviamente avete una regolare licenza. La regolare licenza! Io ho regolare licenza che della quinta elementare! La regolare licenza! Bravo su e sono fatto, com'è? Ecco, allora, voi non conoscete la dichiarazione dei redditi? allora dopo Scusa, non mi capisco dichiarazione che c'è vicino 100 anni a farmi montiere! Me lo immagino. Non avete fatto versamenti impedati. Ma magari queste cose manco sapere che cosa sono. Stavo immaginando che noi avevo pure in medicinale gratis. Bravissimo! Mi sei a zero. Bravissimo! E allora dico, sicuramente non avete neanche la partita IVA. È partita IVA! Ciao IVA! Otra vez, anche la IVA partita! a me la partita invece di pallone che da non sa non c'è niente Ma bravo, sono contentissimo, bravo! Ma veramente, sì, bravissimo! scusate ero rappresentante perché per fisse rappresentante a dove senza staccare vari rappresentanti dicevano solo lunedì pomeriggio quando siamo chiusi quindi se ne Guardi, lei si sta sbagliando, io non sono un rappresentante. Mi chiamo Lorenzo Lorenzetti e sono un capitano della Guardia di Finanza e sto ritenendo nei vostri confronti un bellissimo verbale, una contravvenzione. Sì, Ma perché cosa che hai fatto? sì. Certo, per mancata licenza, come le dicevo. Manca le dichiarazioni dei redditi, non avete pagato i contributi INPS, INPDA e anche evasori per la partita IVA. E chi più ne ha più ne metta. ma mi dicesse una cosa Certo. ma tu per già quanto ammontuazzi tu per quello che ti sta facendo Beh, che devo dirle? Oggi sono particolarmente buono, ometterò sicuramente qualche cosa, dovrei controllare. Presumo circa un 20.000 euro, sì, presumo. quanto? Zitto che la buona ne faremo, Ecco, sì, confermo. 20.000 euro all'anno, ovviamente per 18 anni, 360.000 euro, oppure, penalmente parlando, 15 anni di galera.